Pensiero del giorno, venerdì 22 novembre. Pregare. Dire qualche parola, ma anche, dice Gesù, pregare sempre, senza stancarsi mai. Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 1. Come si può fare? E come nel vortice della nostra vita quotidiana? Facendo in ogni nostra azione un atto d'amore per Lui, mettendo, per quanto possibile, davanti a ogni azione, soprattutto a quelle più importanti, un per voi, come insegnano alcuni santi. Infatti, pregare sempre non significa moltiplicare gli atti di preghiera, ma orientare la propria anima e tutta la propria vita a Dio, studiare solo per Lui, lavorare, lottare, soffrire, riposare e persino morire per Lui. E compiere ogni nostra azione nel miglior modo possibile, perché siamo consapevoli che con essa prolunghiamo l'azione creatrice e redentrice di Dio, di Gesù, affinché si realizzano i piani di Dio per il mondo. In questo modo ogni nostra azione diventa un'azione sacra. E soprattutto in questo modo di pregare che adempiamo al comando di Gesù. Dobbiamo pregare sempre. Fabio Ciardi, La preghiera in Chiara Lubick, editrice Città Nuova. Parola di vita, novembre 2024. Lei, questa vedova, nella sua povertà, ha messo nel tesoro tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Dal Vangelo di Marco, capitolo 12, versetto 44.